tutti e benvenuti al primo appuntamento all'interno della quarta edizione della rassegna Parnaso Siculo Book Fest, ideata e diretta da Mario Luca Testa e organizzata quest'anno per l'edizione 2022 dall'Associazione Parnaso Siculo. Questa sera ho l'onore di dialogare con la scrittrice Elvira Seminara. Onore è dire poco, perché sono di fronte a una scrittrice, una giornalista, un'accademica di primo ordine. Giornalista dal 91, ha collaborato con la Sicilia, tuttora collabora con l'Espresso e dal 2008 ha affiancato la carriera giornalistica a quella letteraria, ha vinto il premio Nino Martoglio con l'opera prima L'Indecenza e per varie case editrici ha pubblicato poi successivamente altri romanzi e oggi siamo proprio qui in Largo San Pietro per presentare Diavoli di sabbia, edito da Einaudi. Allora, quando Luca mi ha invitato a presentare e dialogare con la scrittrice sono rimasta veramente di stucco, però questo mi ha portato veramente ad addentrarmi proprio nel mondo di Elvira Seminara e dei suoi Diavoli di sabbia. E se posso trovare 3 aggettivi che identificano un romanzo del genere sono senza dubbio originale, intimo, spietato. Questo perché? Originale, oddio, si lascerebbe presagire anche il contrario, perché certe volte una persona parla di originalità, ma sostanzialmente poi qualcosa effettivamente può risultare banale. No, questo libro è veramente originale nella struttura, è stato veramente una scoperta vedere come ogni capitolo non è un capitolo narrato, bensì è un dialogo che avviene tra 2 interlocutori e poi per una sorta di concatenazione si segue quello che è una linea del tempo, ma sostanzialmente alla fine tutto si risolve in un vortice che vede appunto più protagonisti presenti. Il dialogo è la forma più intima a questo punto di interlocuzione che può esserci tra 2 persone ed Elvira, la Seminara, in questo romanzo non è una narratrice, non interviene, non descrive, bensì si trasforma quasi in una telecamera, in un nostro registratore, lascia fare tutto ai suoi personaggi, a questo microcosmo che poi, come abbiamo parlato, non è altro che un macrocosmo, se così possiamo dire, in una Catania alle porte della pandemia. Volevo chiedere se la scelta di impostare il romanzo esclusivamente sul dialogo l'abbia, come si dice, stimolata ancor più nella sua carriera di scrittrice. Grazie, hai dato tantissimi spunti e comincio a raccoglierne e raccattarne qualcuno. Perché il dialogo? Perché noi siamo comunque relazione, sempre e ovunque. Noi siamo, come diceva Martin Buber, io e te siamo le facce della stessa medaglia. Noi siamo dialogo, anche quando non parliamo, manifestiamo il nostro pensiero. A volte, io credo, in realtà siamo più interessati. Aspettiamo. A volte siamo più interessati a parlare che ad ascoltare, perché siamo tutti molto narcisisti. A volte parliamo con qualcuno in realtà per liberarci l'animo dai pensieri, per sfogarci. Quante volte è capitato di incontrare qualcuno anche al supermercato e tu ti chiedi così, pro forma a volte, no? Con gentilezza, con cortesia, come stai? La persona ti racconta, no? Quello che ha avuto lui, la suocera, il dirimpettaio, il vicino, in un eccesso anche di dettagli e di attenzioni che tu quasi rimani sopraffatta, no? Perché abbiamo voglia a volte di scaricare i nostri pensieri.
Siamo dialogo. Però in questa mia passione per il dialogo c'è anche un'altra ragione che è ancora più profonda. Io credo nella centralità del lettore e della lettrice. Cioè il lettore non è chi compra il libro, quello è il consumatore. Il lettore è chi, leggendo il libro, legge se stesso. È chi, leggendo un libro che ha amato, lo riscrive. Perché attenzione, voi forse non ne siete accorti, ma quando noi leggiamo un libro che ci coinvolge, in realtà ne riscriviamo a volte il finale, lo riaggiustiamo. E la prova sapete qual è? Che quando leggiamo un libro che ci è piaciuto, poi vediamo la trascrizione filmica, vediamo il film che ne hanno fatto, spesso rimaniamo delusi, disorientati, perché ce l'avevamo proiettati in testa in modo completamente diverso, con altre immagini, avevamo dato altri volti ai personaggi, altre posture, altre voci. Quando noi leggiamo un libro, da lettori e da lettrici, lo trasfiguriamo in mente. In questo libro la sfida, che non è mai stata fatta, di questo sono molto orgogliosa, emozionata, grata, la sfida era costruire una storia tutta di dialoghi, però comprensibilissima, accattivante, che coinvolgesse il lettore in modo che mentre il lettore ha davanti il libro, mentre legge, salda i nessi fra le cose, colma i vuoti, allaccia le relazioni e fa delle scelte. Ci sono dei casi in cui il lettore e la lettrice sono chiamati a scegliere quale soluzione avviare. Quindi è un romanzo, potremmo dire in questo caso, interattivo. Mentre leggi, la storia si compone sotto i tuoi occhi. A incastro, avete presente il gioco del domino? A incastro, e tu, lettore, lettrice, sei dentro, e i protagonisti della storia quindi non sono 13, come nell'indice, ma 14, perché il 14esimo è il lettore. Mi permetto a questo punto di aggiungere una cosa. Ho notato, leggendo il libro, che molto spesso si omette il punto a fine di ogni affermazione. Certe volte, ecco, c'è una sorta di periodo un po' lungo, ma anche la risposta risicata non ha il punto finale. Forse appunto per chiamare il lettore a dare una propria intonazione. Ma perché quando noi parliamo difficilmente mettiamo il punto, noi ci accavalliamo, le nostre immagini, le nostre parole si sovrappongono, si accavallano, si incrociano, a volte tendiamo a prevaricare l'altro che sta parlando. Nella vita i punti fermi sono pochissimi, in tutti i sensi, anche a livello simbolico, metaforico. Il nostro è comunque un fluire incessante, no? Uno spostamento continuo, e ognuno di noi è molteplice. Perché ognuno di noi, pensateci, ciascuno di voi è contemporaneamente figlio, padre, fratello, amico, collega, dirimpettaio, dipendente, titolare, vicino di casa. Quante personalità abbiamo dentro di noi? Cioè quante declinazioni abbiamo di noi? Tantissime. Noi non siamo una sola definizione. Diceva Whitman, io contengo moltitudini. È bellissima, il grande poeta Whitman. Ognuno di noi è veramente un microcosmo in cui albergano e confliggono spesso, cioè si oppongono in maniera animata, a volte contrastata, tante voci. Cioè a voi non è mai capitato a volte di dover prendere una decisione e sentire in testa come se fosse veramente una riunione di condominio, no? Saprete quelle molto conflittuali e rissose, queste riunioni di condominio in cui si litiga, in cui si esce veramente allo scoperto anche per un'inezia, anche per immaginare una viola col ciclamino, no? E ognuno al contrario, il preventivo, il prezzo, il costo, io no, la voglio spostata, ecco. Nella nostra testa spesso in realtà succede questo, abbiamo tante voci. In questo romanzo ogni personaggio, entrando da un episodio e uscendo da un altro, cambia anche ruolo. In uno è padre, l'altro è marito, compagno, la madre diventa poi amante, compagna o figlia, e ognuno dei personaggi quindi esce da se stesso ed entra in un nuovo episodio che lo riguarda, come capita a noi. Esattamente, e da qui possiamo assolutamente parlare della scelta del titolo.
Diavoli di sabbia. Quando ho letto Diavoli di sabbia non avevo completamente idea che i diavoli di sabbia in realtà sono un fenomeno atmosferico, sono dei piccoli tornado che non avvengono in circostanze temporalesche, avvengono così, di botto, hanno una durata brevissima, traggono molta energia da quello che, dall'aria che hanno attorno e non fanno grandi danni, però effettivamente portano scompiglio nella testa delle persone. I protagonisti di Diavoli di sabbia sono appunto le persone, ma ecco, siamo tutti diavoli di sabbia. La caratteristica di questo fenomeno che mi ha incuriosito e sedotto è proprio questa. Cioè non a caso si chiamano Das Devil, no? Diavoli di terra, laddove sono nati. Sono molto presenti nel Sahara, nel deserto, nella parte del Sud America, su Marte continuamente, nel pianeta Marte, e udite udite anche spesso nel Ragusano, dove vengono chiamati follettate, fuddittate. Quindi il folletto e il diavolo ritornano, no? A piroettare. Questi diavoli di sabbia, che il fenomeno ha sempre incuriosito i meteorologi perché non riescono a spiegarlo, è veramente inesplicabile, imprevedibile, assolutamente anomalo, perché pare che si origini da un contrasto fra l'aria più fredda e il terreno più caldo, o viceversa. Questa sabbia comincia a mulinare e a volte raggiunge anche decine di metri di altezza e poi serpeggia nel terreno e continua a muovere, come se veramente sotto delle viscere della terra si sprigionasse un diavolo dispettoso. Per questo io dico, siamo diavoli di sabbia. Il dispetto è un po' la caratteristica, il lato più curioso del diavolo. Infatti noi cosa diciamo ai bambini? Sei un diavoletto. Cioè il diavolo è una creatura strana, bizzarra, non è il male assoluto. Come diceva Mefistofele nel Fausto di Goethe, io cerco il bene e produco il male, cerco una parte e ne produco un'altra, perché il diavolo è comunque un personaggio giocoso. È bellissimo che mentre parlo del diavolo suono le campane della chiesa, no? Perché la vita è questa, la vita è questo contrasto, è questo gioco, è bellissimo, no? Come mentre poco fa parlavo della difficoltà di parlare e c'era una moto che col suo rumore sicuramente in qualche modo condizionava il dialogo. Siamo parte del tutto. Il dispetto del diavolo è molto interessante perché io credo che la nostra macchina sociale, la nostra società è fortemente centrata sul dispetto. Voi non ci avete fatto caso, però io credo che ogni giorno, più volte al giorno, noi siamo tutti e tutte vittime o autori di dispetti. Perché il dispetto non è solo l'azione di sgarbo, la cattiveria esplicita. Il dispetto può essere anche un'omissione, un'azione non compiuta, una reticenza, un'informazione data apposta sbagliata o non data. Può essere una maldicenza, un pettegolezzo, una cosa non fatta, una cosa rinviata. Tutta la nostra società si basa in realtà nella nostra relazione su questa forma di dispetto blanda, tacita, che raccorda e mette insieme le persone. E tutta questa storia dei diavoli di sabbia nasce da un dispetto, da un grande dispetto che produce a sua volta, come un vortice malizioso, giocoso e un po' sinistro, tutta una serie di dispetti a catena dove l'ultimo si ricongiunge col primo. E qui c'è il meccanismo del girotondo. Ho avuto modo anche di notare come ogni capitolo effettivamente non si concluda. Il più delle volte le persone, uno dei due interlocutori, promette di fare qualcosa, promette di cambiare, promette di trovare del tempo per il proprio interlocutore, però poi nella sua narrazione, nel suo film, perché lei non narra, tu non narri, questo non si sa se poi avviene. In realtà, ecco, io ad esempio ho saltato una risposta, tu mi hai chiesto poco fa il punto. Ecco, la mancanza del punto è anche questa, ecco, mi rinsaldo, più che ho saltato forse ho ridotto.
il punto mette proprio una, come dire, una base solida. In queste storie in cui tutto è fluire, tutto si incrocia. Quindi non è necessario il punto, non è che non finiscono le storie, è che subito dopo si incatena un'altra. Per fare capire di ciò di cui parliamo, mi piacerebbe fare una domanda a te. Qual è il personaggio che ti è piaciuto di più? Molto probabilmente Vanessa. Vanessa. E perché? Perché adora il suo lavoro, anche se non è nata per fare quello che sta facendo, però grazie appunto a una persona riesce a trovare una sorta come si dice, di equilibrio, anche comparandosi comunque con la natura. Mi è piaciuto questo suo intervento a favore della natura, della salvaguardia della natura, perché ecco, se c'è una cosa che mi è piaciuta del romanzo è che è un romanzo completamente contemporaneo, che analizza anche solo attraverso dei piccoli accenni che fanno gli interlocutori a delle tematiche che ci riguardano da vicino. Da questo parliamo della pandemia, della salvaguardia del pianeta, del ruolo dei social, come possono uccidere, come possono anche interrompere relazioni e quant'altro. Quindi sicuramente, visto che sono anche un amante della natura, sicuramente ti direi Vanessa. Allora, quindi io devo spiegare chi è Vanessa. Vanessa è una ragazza di 30 anni, anoressica probabilmente, che è un po' ossessiva, è un tipo un po' ossessivo, però ha l'astuzia di incanalare questa sua attenzione maniacale, questo suo perfezionismo in un lavoro che magnifica questa sua tendenza, che è un lavoro strano, perché sono molti lavori strani in questo romanzo. Cioè lei è come dire, il supervisore in questo albergo, in questo grande albergo, delle imperfezioni. Lei va a controllare le stanze dopo che sono state pulite. Quindi vede se c'è un capello sul cuscino, se c'è dietro i sanitari un frammento di carta, se c'è una macchia sul vetro. Questo perché lei dice ormai da quando negli alberghi, da quando abbiamo tutti i cellulari, se il cliente trova un po' di briciole per terra nella stanza, fa la foto e può rovinare la reputazione di tutto un albergo. Quindi lei è l'addetta alla supervisione estrema. Questo perché in fondo ha avuto l'astuzia di incanalare questo suo perfezionismo in un lavoro, ne ha fatto un lavoro. Però l'altro aspetto di Vanessa che tu dici ti piace molto è proprio la sua gemella. Vanessa ha una gemella che si chiama Alga, entrambe hanno perso la madre da piccole, quindi hanno questo groviglio, questo tormento ancora da risolvere, ed entrambe ogni giorno, cioè ogni venerdì del mese, il primo venerdì del mese, vanno a fare insieme una passeggiata cercando posti strani. Amano le fabbriche dismesse, i posti in cui un terremoto ha devastato le pareti, le case diroccate, certe discariche abbandonate, cioè luoghi dell'abbandono in cui però persiste la vita, in cui a volte la vita alligna di più, proprio perché non è che l'uomo porti sempre civiltà e natura, al contrario. Noi esseri viventi spesso cannibalizziamo l'ambiente, l'abbiamo visto come sta succedendo adesso con tutte le risorse, con l'acqua e la devastazione del clima. La siccità è prodotta dal nostro cannibalismo nei confronti dell'ambiente. Vanessa con Olga, con la sorella Luna, teorizza il valore del terzo paesaggio. Il terzo paesaggio è una categoria inventata da un paesaggista che Gilles Clement si chiama, che dice una cosa molto semplice e molto bella.
dice esistono 3 tipi di paesaggio. Il primo paesaggio è il paesaggio naturale che conosciamo tutti, i boschi, le foreste, i fiumi, la natura. Poi esiste un secondo paesaggio, il paesaggio coltivato, addomesticato, le aiuole, il prato inglese, cioè il paesaggio che costruiamo noi. E poi c'è il terzo paesaggio, che è una meraviglia, perché è il paesaggio anarchico che cresce a dispetto dell'uomo e si avventura dove vuole, contro ogni manovra di addomesticamento, di rigoverno. Vi faccio un esempio, sto cercando proprio, ecco, un elemento del terzo paesaggio è quella pianta, cos'è? Una pala di fico d'India su quel cornicione, o un rampicante, io da qui non vedo bene, comunque una pianta. Vedete quella pianta, qualunque essa sia, non ha importanza come si chiami, quello è il terzo paesaggio, perché lì non credo che ci sia, lì è una grondaia, non è un vaso, ecco. Il terzo paesaggio sono quei ciuffi d'erba meravigliosi che crescono sulle rotaie dei treni, che a volte diventano cespugli. Il terzo paesaggio è il filo d'erba che si infila nella fenditura di un gradino e spunta fuori una margherita. Il terzo paesaggio è l'erba che si arrampica a volte sul prospetto di un palazzo e diventa un rampicante, arriva fino al soffitto. Sono i ciuffi di fiori o di erba selvatica che si infiltrano e crescono nelle crepe della pietra lavica, ad esempio, no? Nei buchi della pietra. Più la pietra è porosa, più consente l'immissione naturale di un po' di terra. Il terzo paesaggio non ha bisogno di essere innaffiato dalle mani dell'uomo perché si muove dove vuole. A volte crescono persino colline di terzo paesaggio. Cioè sono cespugli che diventano veramente macchie di verde spettacolari, ed è la cosa più bella, questo è il terzo paesaggio, perché è la manifestazione della forza della natura, della volontà di natura di proseguire oltre, anche laddove l'uomo e la donna non mettono mano, ed è veramente una manifestazione di vita. Ecco, questo concetto, questa cosa è molto presente nel libro, perché il terzo paesaggio è un elemento di libertà, di natura e libertà. Perché la libertà sostanzialmente, come la felicità, come altri sentimenti contrastanti con questi ultimi due, sono, ecco, sempre presenti all'interno di questi dialoghi, perché sostanzialmente fanno parte di quello che è il nostro essere, il nostro rapportarci con altre persone in base a quello che si vive, come è in generale, come noi tendiamo a vivere le relazioni e quello che ci capita, che ci proviene dall'esterno. È un argomento un aspetto del romanzo che ho trovato molto interessante è la descrizione che sempre proviene da quello che ci fanno pervenire gli interlocutori, non già da nessuna descrizione attuata a livello narrativo da Elvira Seminara, riguardo quello che è lo sfondo di questo microcosmo che lei filma tranquillamente ferma, ed è Catania. La Catania a pochi chilometri di distanza, che non è la classica Catania che siamo abituati a vedere di solito, la Catania delle granite, dei tanti turisti, dell'AFA, della festa patronale. È una Catania di febbraio, non vi è nessun accenno a quello che potrebbe essere un carnevale, una Sant'Agata, è una Catania nel pieno dell'inverno, e già dal primo capitolo c'è un temporale alle porte che si trasformerà in nuvole, in vento forte che sbatte le finestre, che entra dagli spifferi degli infissi di un pub. È qualcosa che inonda le vie principali di Catania e purtroppo ne fa un tragico sfondo, perché non ci siamo abituati, ma ecco, purtroppo la devastazione dell'ambiente porta anche a questo. La cosa che più mi ha affascinato è che il diavolo di sabbia nel suo proprio palesarsi può solamente terminare quando viene a contatto con un suolo umido.
In questo caso gli avili di sabbia, che siamo noi, non ci plachiamo di certo con un clima del genere, come quello che si descrive di Catania. Questo mi è piaciuto perché ha dato una visione di Catania completamente diversa a quella che noi siamo abituati, perché ormai c'è tanta letteratura che vede questa Sicilia assolata, mai questa Sicilia così proprio piovosa. Perché alla fine, secondo me, non ambientare in un'altra città? Senza dubbio, secondo me, allacciandomi al discorso di Vanessa, per la presenza dell'Etna. Perché ho visto che l'Etna il più delle volte è visto come un luogo salvifico, un luogo di ritrovo, un luogo dove si ritrova pace, si fa pace con il passato, si può farne tesoro per poi andare avanti. Io comincio dalla pioggia, non a caso in questo libro piove dalla prima pagina all'ultima, la storia dura 3 mesi, piove sempre. Il mio desiderio era che il lettore, mentre legge, abbia questo senso di umidità, di freschezza, di turbinio. Mentre legge, proprio ho pensato, devo trasmettere, ecco, un sentimento di vigilia, perché quando piove molto noi aspettiamo che smetta, è la vigilia del sole, no? Questa pioggia che cade su questa Catania, che non è nominata, quindi potrebbe essere una città qualsiasi della Sicilia in cui c'è l'Etna, che però ospita una storia che potrebbe svolgersi anche in altre parti del mondo, perché non è localizzata nella tipologia del siciliano. Questi personaggi, appunto come tu dici, molto contemporanei, potrebbero vivere altrove, però questa pioggia non è una pioggia elementare, quella a cui siamo abituati, è una pioggia strana, è una pioggia collosa, una pioggia sabbiosa, sulfurea, quindi demoniaca, è una pioggia che a volte sembra restare in aria e non avere la forza e la determinazione di cadere giù, resta come polverizzata in aria, raggrumata, come un vortice. A volte cade verticalmente, con potenza, in modo trasversale, e non riesci nemmeno a pararla con l'ombrello, no? Perché cade e si taglia. A volte emerge dai tombini che si otturano con l'eccesso di acqua e a questo punto emerge da sotto il mondo del sottosuolo, quindi alghe, mucillagini, carcasse di animaletti, tutto ciò che è rimosso, no? Dalla società, ed emerge dai tombini. È una pioggia che alla fine, come tutta la pioggia, è catartica sul piano simbolico, no? È un lavacro, e alla fine della storia infatti spunterà fuori la primavera. Sì, alla fine c'è proprio la presenza dell'arcobaleno. C'è la presenza dell'arcobaleno, perché questa pioggia ha contribuito a depurare, no? L'anima dei personaggi. Questo sentimento di vigilia è per me determinante, importante, perché io credo che è un sentimento alla fine di cui parliamo poco, ma ci attraversa sin da bambini, no? Per i bambini addirittura è un sentimento primario, la vigilia di Natale, la vigilia dell'ultimo giorno di scuola, la vigilia del compleanno, dell'arrivo di un cuginetto, di un amico. Quando diventiamo adulti, questi sono cose diavolesche, non sono diavoli di sabbia, però sono, ecco, quando l'oggetto, in questo caso il bicchiere, serpeggia e ruota e si muove così, c'è qualcosa di diavolesco sotto che lo muove, quindi questo è divertente. E il sentimento di vigilia ci accompagna poi in realtà anche da adulti, no? Diventa a volte più complicato, più difficile, più malinconico il sentimento della vigilia di una diagnosi, di un intervento operatorio, la vigilia di un atto, di una separazione, la vigilia, o anche la vigilia appunto del matrimonio, di una festa. In realtà questo sentimento di vigilia comunque nelle sue gradazioni ci accompagna sempre, ed è il sentimento forte di tutti questi personaggi che non sanno se dopo questa pioggia cosa succederà, se ci sarà la pandemia di cui si avvertono già alcuni segnali, alcuni indizi, se ci sarà un disastro ecologico di cui
avvertono proprio alcune parvenze, alcuni aspetti, alcune manifestazioni, se esploderà una guerra, che poi c'è stata in realtà. La vigilia di cosa? È questo che si chiedono, sono personaggi che escono da un vuoto, da un ammanco, per trovare cosa manca per essere felici, e al suo tempo si interrogano cosa ci sta capitando. Per questo io dico, siamo noi con le nostre domande. Cosa ci sta succedendo? Cioè, dove siamo capitati? Cioè, negli ultimi 2 anni il mondo è cambiato, ha avuto un'accelerazione vorticosa, forse in centri urbani così piccoli, così raccolti, in cui ci si conosce meglio, questa accelerazione, questo turbamento arriva più alleggerito, perché qui c'è un contesto più familiare, no? Ci si conosce, le abitudini sono quasi sempre le stesse e ci si sente più forti, più saldi nella relazione. Però sicuramente negli ultimi anni è successo qualcosa, si è incrinato qualcosa, si sono polverizzati un po' i nostri rapporti, le nostre certezze. Sicuramente questo succede anche a voi, cioè la difficoltà ad esempio di programmare a lunga scadenza. Abbiamo tutti ormai la sensazione che i programmi puoi farli solo molto ravvicinati, perché l'orizzonte si è rimpicciolito, no? Abbiamo uno sguardo molto più ridotto, questa è la tragedia, perché abbiamo appreso in questi anni che organizzare e fare programmi a lunga scadenza, prima per il Covid, la pandemia, e poi le restrizioni, e poi gli scioperi, e poi la guerra, e poi la difficoltà di spostarsi e tutto, le restrizioni dei vari paesi. Abbiamo disimparato purtroppo a programmare a lungo termine, perché abbiamo sempre la sensazione di dipendere, di essere in balia di altro, come se noi non fossimo più i titolari pieni della nostra vita, gli unici responsabili davvero della nostra vita, perché il mondo all'improvviso ci è sembrato più fragile, no? Noi ci siamo infragiliti, le nostre certezze si sono polverizzate, hanno assunto altre forme e siamo veramente in cerca di equilibrio. Per questo l'immagine di Auri di Sabbia rende un po' questo guizzo, questo senso di disappartenenza, no? Tante persone hanno cambiato lavoro con la pandemia, hanno riconvertito le loro capacità, il loro talento in nuove modalità di lavoro attraverso il computer e tutto. Molti hanno perso il lavoro, no? Molti hanno dovuto inventare per necessità altre soluzioni. Molti ragazzini sono entrati in depressione perché non sono più andati a scuola, non hanno avuto più relazioni con gli amici. Sicuramente dal punto di vista umano qualcosa ci è successo. Siccome noi siamo, in quanto esseri umani, dotati di un fortissimo senso di assuefazione, ci siamo abituati, sembra che sia, tra virgolette, normale tutto questo, però sicuramente è una cosa anomala, non è così normale. Anche adesso andare incontro a questo clima da dopoguerra per i rincari di gas, elettricità, la benzina, cioè tutto, veramente ci si chiede. Allora la domanda è: cosa possiamo fare noi, come possiamo ripristinare il nostro equilibrio? Sicuramente con un adattamento trasformativo, creativo. Noi siamo chiamati alle metamorfosi, no? Non è un caso che la Biennale di Venezia quest'anno sia dedicata a un grande personaggio del surrealismo, che il surrealismo è il movimento d'arte per eccellenza della trasformazione, Eleonora Carrington. Tutta la Biennale di Venezia è dedicata al nostro talento umano, alla nostra attitudine che va potenziata alla trasformazione. Noi non possiamo restare fermi. Se il mondo cambia e ci chiede di intervenire, non possiamo voltarci dall'altra parte. Noi dobbiamo essere, ma non solo capaci di adattarci. L'adattamento può essere anche rassegnazione, è pericoloso. Al contrario, dobbiamo assumere questo adattamento trasformativo, creativo, per cambiare noi stessi mentre cambia il mondo, per cambiare in meglio e intervenire per riarmonizzare noi stessi con l'ambiente. Non possiamo stare fermi a guardare, dobbiamo partecipare, no? E capire che la dimensione della natura e dell'ambiente ci riguarda, fa parte della nostra umanità, no? Gli animali, le piante fanno parte dello stesso circuito di vita. Questa separazione su cui ci siamo tanto arroccati
la separazione fra noi e le altre creature è veramente dannosissima, oltre che infondata, perché la natura è unica e assume varie forme. È lecito chiedersi se i diavoli di sabbia si placheranno, cioè troveranno la loro felicità, oppure per alcuni di loro purtroppo per volontà o per impossibilità non raggiungeranno mai questa felicità. In alcuni ho visto molta rassegnazione. No, nessuno è rassegnato, sono tutti in movimento. Allora la felicità non è una condizione stabile. Non è che tu sei felice e resti felice. Tutti voi avete avuto, penso, momenti di felicità, di confusione. La felicità è un bagliore, un lampo, un'ebbrezza, anche uno stato quasi confusionale, leggero, di decantazione dei pensieri. Non può essere una condizione stabile e configurata, perché allora smette di essere felicità, diventa più serenità, equilibrio, pace. Tutti questi personaggi hanno i loro momenti di felicità e giustamente, come noi, ne cercano altri. Ma la felicità non sta nel conseguimento di una cosa, quello è un attimo. La felicità sta nell'essere in movimento, sentirsi partecipi della vita. E questo loro lo trasmettono. C'è un personaggio che a me è più caro degli altri, mi piace molto, perché in fondo a lei è consegnata la responsabilità di dire un po' la sua sul mondo, che è Olimpia. Olimpia è una donna che mi piace, una donna intanto monumentale, fisicamente alta, con questi capelli rossi, un po' statuaria, con un bel corpo, con un bel volume. Si muove nel mondo spostando questo suo volume, questo suo corpo in maniera molto interessante. Lei prima aveva un'agenzia matrimoniale, poi a un certo punto con internet, voi sapete, le agenzie sono saltate, le agenzie immobiliari, matrimoniali, le agenzie di viaggio, perché con internet si fa da soli, e lei ha pensato di aprire un negozio di scarpe. Allora la ragazza le chiede: perché scarpe? Lei dice: ma perché era difficile nell'agenzia matrimoniale accoppiare le persone, maschi e femmine, almeno le scarpe nascono già accoppiate. Questa è una visione drammatica e anche molto divertente della vita, perché lei è una donna realista e trova il bello anche dove gli altri non lo vedono. E diciamo che sarà un personaggio chiave che alla fine, ecco, sbroglierà, ecco, dipanerà questa matassa, questo vortice. È un personaggio senza dubbio molto interessante, come, ecco, tutti gli altri lo sono, perché ognuno ha le sue caratteristiche e le sue reazioni rispetto a determinate vicende che gli accadono e che fanno parte praticamente tutti di un caleidoscopio. Sono dei colori apparentemente senza senso che vengono mossi, che si trasformano, danno vita a nuove forme, ma sostanzialmente sono sempre loro, pronti a girare, pronti a trovare sempre, ecco, un modo, speriamo, per trovare, ecco, questa felicità, per adattarsi, appunto, per trovare questa felicità. Il fatto che sia ecco, una serie di dialoghi mi lascia pensare che sia un romanzo che potrà godere di una trasposizione teatrale. No, io non la vedo a teatro, perché il teatro è statico in realtà. Questi personaggi si muovono continuamente, perché sono scene che si svolgono in ospedale, in macchina, nel pub, nel negozio, nella casa, cioè si sposta. Lo vedo più con modo filmico, in un film, perché questo ritmo è forsennato, no? È rapido, è rapido. Il teatro, per sua natura, per sua vocazione, ha bisogno di uno spazio fisso, di uno spazio chiuso. Sì, c'è da pensare, magari la lettura esclusiva di dialoghi potrebbe forse disincentivare la lettura, invece posso assolutamente garantire che l'alternarsi di periodi più o meno lunghi rende comunque il ritmo incalzante, ci fa entrare proprio nelle vicende dei personaggi che si susseguono e che hanno animato questo microcosmo. Nonostante non ci sia completamente il tuo zampino, ecco, nelle vicende come narratrice, ho potuto notare un background,
un background che spazia, devo essere sincera. Ho trovato dei riferimenti a femministe, a donne che hanno preso in mano la loro vita, hanno stravolto le regole del matrimonio, si sono battute per l'indipendenza. Ci sono persone che hanno pure creato dei veleni, appunto come si può dire, come per mettere fine in maniera, ecco, senza spargimento di sangue a dei matrimoni. Ho visto molti personaggi femminili che hanno apportato qualcosa in diversi ambiti, la letteratura, come Simone de Beauvoir o Anne Sexton. Comunque c'è molta cultura anche passata, oltre a essere un romanzo contemporaneo ci sono molti riferimenti, e riferimenti particolari appunto a questi personaggi femminili. Mi lascia pensare che i personaggi femminili di queste vicende sono sostanzialmente le persone che riescono a prendere forse più facilmente le redini della situazione, insomma, per seguire la felicità, perché certe volte, ecco, il personaggio maschile è un pochino più rilegato, cerca la donna, si aggrappa alla donna. Vediamo un padre, ecco, il padre di Vanessa che perde, ma si risposa, forse per essere tutelato all'interno di quello che è l'istituzione del matrimonio. Invece ci sono alcune persone come Dora che non vogliono assolutamente convivere con il proprio partner, anzi, quando si prospetta un'idea di convivenza tronca subito. Ecco, forse è bello anche vedere questo, come ci sia poi un'evoluzione di quello che è la concezione del matrimonio e anche del rapporto che c'è tra uomo e donna. È molto interessante la tua analisi. Probabilmente sì, le donne sono più forti, però i personaggi maschili sono molto molto complessi. C'è Mario, ad esempio, che è stato abbandonato dalla madre, è cresciuto in orfanotrofio e ha questa malinconia, questa nostalgia della madre, che è un bel personaggio anche perché è l'unico che parla di Dio, no? Quindi abbiamo perduto la confidenza con Dio. Quando ero piccolo, quando ero ragazzino, lui studiava dai Salesiani, aveva più questa dimestichezza, questa familiarità, no? Con il sacro, e lui dice abbiamo perso questa. Lui voleva farsi prete da ragazzo, poi si è innamorato e si è sposato, adesso aspetta un bambino e per questo vorrebbe forse conoscere sua madre. Ci sono dei personaggi complessi, però e forse non è un caso, questo è fra tutti i miei libri è quello che più piace agli uomini e ai ragazzi. Infatti mi sono chiesta perché piace tanto, perché probabilmente è una lettura anche più secca, più sintetica, non ci sono troppi descrizioni, svolazzi, orbelli, stratagemmi. È una narrazione secca, senza filtri, si utilizzano le parole che si vogliono utilizzare come le si utilizza in un dialogo a tu per tu con un'altra persona, che sia la madre, che sia la datrice di lavoro, che sia uno sconosciuto, come abbiamo detto. Mi domando se c'è qualcosa di. Lo faccio come ultima domanda: c'è qualcosa di autobiografico qua dentro? No, in realtà ci sono io in ogni personaggio, un pezzo di me in ogni personaggio, cioè i miei tic, le mie ossessioni, le mie nevrosi. Noi siamo sempre ottimi serbatori per noi stessi quando scriviamo, perché nessuno di noi conosce meglio certi precipizi in cui precipitiamo e la capacità che abbiamo di arredare questi precipizi per non vederli o per renderli più amabili, no? Però al di là di questi tocchi sì, non c'è naturalmente nulla di strettamente autobiografico. Quello più autobiografico è il precedente, Segreti del giovedì sera, in cui c'è un personaggio che sono io che si muove in mezzo a personaggi di invenzione, però il personaggio che ha il mio nome in realtà sono io, anche se non c'è tutta la mia vita, però quello che interessava a quella storia, che mette in moto la storia, sì, dei Segreti del giovedì sera, che ha anche tra l'altro una copertina simile a questa, perché in fondo i due romanzi si guardano, no? Si
schiacciano l'occhio perché c'è qualcosa che travasa dall'uno all'altro. Allora, mi prometterò di leggerlo e sicuramente ti contatterò per dire la mia. Comunque è stato veramente un piacere averti qui e aver presentato Diavoli di sabbia. È stata veramente una lettura edificante, catartica perché più volte mi sono rivista nei personaggi, era forse l'intento di te scrittrice. Questo libro è veramente per tutti possiamo leggerlo e leggerci nello stesso tempo. Ti ringraziamo veramente. Io ringrazio te che hai fatto una bellissima attraversata in questo romanzo, e ringrazio gli organizzatori, l'associazione del Parnaso, tutti voi che avete qui seguito con pazienza nonostante il caldo e diciamo il deterrente sì, del clima e del sole che picchia. Sono felice di essere stata in questa bellissima piazza e soprattutto di essere qui, che insomma la terra di Capuana, perché Capuana aveva degli elementi molto interessanti, demoniaci, no? Nella sua persona, perché amava il commercio oscuro con le ombre, i fantasmi, i diavoli di sabbia. Addirittura un libro è caduto. Grazie. Capuana aveva sicuramente un'identità tra le ombre e la luce, no? La cosa più giusta la dice Bufalino quando dice la Sicilia si muove tutta fra la luce e il lutto, no? Fra la luce e il lutto, fra la luce che abbaglia e il lutto, le tenebre. Brancati, altro scrittore amatissimo, diceva la luce del sud ha un profondo risvolto di tenebra. Ed è verissima questa cosa. Ecco, Capuana incarna molto bene questo aspetto della Sicilia, cioè la presenza delle ombre e della luce, perché era uno scrittore verista, quindi uno scrittore che pratica proprio la forma documentaristica per eccellenza, attento alla realtà, nello stesso tempo molto incline a trovare in questa realtà ombre, sotterfugi, ectoplasmi, fotografava fantasmi, fotografava se stesso da morto, quindi aveva anche quest'anima molto diavolesca e dunque molto congeniale a questi dei Diavoli di sabbia, cosa per cui vi sono doppiamente grata e vi auguro una buona lettura.